Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, aggettivi possessivi. La Scala dei Turchi è mia, diceva il comune, ma se è da mettere in sicurezza è tua, della regione. Sì, compete al demanio. È nostra, del popolo che ne ha sempre usufruito. È vostra, che non avete vigilato. È loro, di chi forse un giorno la gestirà. Tu e mia, dicevano Franco e Ciccio. E su mia e tua hanno litigato in causa penale il comune di Realmonte e il proprietario Ferdinando Sciabarrà. Senti, non ti sembra il momento di scegliere? E scegliamo, tu quale vuoi? Se non hai niente in contrario, io prenderei Pia. Sei cretino! Io non ho nulla in contrario, sono uguali! Va bene, allora la tua è mia. E che discorsi sono? Se è mia è mia! Beh, io che sto dicendo, la tua è mia. Ciccio, ti do una coltellata e 2 scariche all'opara! C'è mia, è mia! E questo sto dicendo, sì che è tua, ma è mia! Tua è mia, capisci? Cioè tu prendi a mia! Io sposo a te! E che facciamo la razza Lega nei Borboni? Ma che discorsi sono? Ma cerca di capirmi, la tua è mia, capisci? Mia! No, è mia! Sì. È mia! La stessa procura nei giorni scorsi ha acquisito una perizia che individua finalmente con precisione la porzione pubblica e quella privata, ha sollecitato la Regione a fare la sua parte provvedendo a firmare un provvedimento che acquisisca al demanio pubblico la porzione incriminata. E il privato si è detto pronto a regalare la Scala dei Turchi. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Parole perché a fianco al procedimento penale c'è quello civile. Il comune infatti è ancora costituito in giudizio contro il privato per la complessa questione del riconoscimento della proprietà e la ragione si è costituita nel processo civile in corso al Tribunale di Agrigento sulla proprietà della Scala dei Turchi.